Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv di venerdì 17 luglio 2026. In apertura il caso di Mario Roggero. Matteo Salvini chiede al presidente Mattarella la grazia per l'ex gioielliere condannato e si dice pronto a valutarne la candidatura. Poi l'autonomia differenziata, con il via libera del Senato alle risoluzioni sulle intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Alla Camera arriva il primo sì alla nuova legge elettorale, pensata per rendere più chiara la scelta del governo da parte degli elettori. In Puglia Salvini rivendica nuovi cantieri, investimenti su porti e ferrovie. Dagli Stati Uniti Donald Trump denuncia vulnerabilità nel sistema elettorale e rende pubblici nuovi documenti. Infine l'Europa valuta un freno all'ITS per tutelare industria, occupazione e competitività. Questi i titoli, tra poco tutti gli approfondimenti nel nostro giornale. Roggero, Mattarella dia la grazia. Salvini, pronto a valutare la candidatura. Mario Roggero ha 72 anni, nessun passato criminale e una vita di lavoro. Dopo l'ennesima rapina nella sua gioielleria, davanti alla moglie e alla figlia, inseguì i banditi e sparò mentre fuggivano. La Cassazione lo ha condannato a 14 anni e 9 mesi. Il fatto è grave, ma conta anche il trauma di chi era appena stato minacciato. Salvini chiede la grazia, sostiene la famiglia e valuta una candidatura dell'ex gioielliere. Nordio ha avviato l'istruttoria. La decisione spetta a Mattarella. Per la Lega, lo Stato deve distinguere tra chi rapina armato e chi subisce la violenza. Autonomia. Risultati della Lega. Il Senato dà un'importante via libera. L'autonomia compie un nuovo passo in Parlamento. Il Senato ha approvato le risoluzioni sulle intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, impegnando il governo a proseguire il percorso e completare il federalismo fiscale. Calderoli è favorevole. Garavaglia lega i divari alla qualità della spesa. Romeo respinge l'accusa di dividere il paese. Le opposizioni temono effetti sui servizi e sul mezzogiorno. Ma il centralismo non ha eliminato i divari. Per la Lega, chi governa un territorio deve poter scegliere, spendere meglio e rispondere ai cittadini. Il voto scelga il governo. Primo sì alla nuova legge elettorale. La Camera approva la nuova legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Ora il testo passa al Senato. Sulla scheda sarà indicato il candidato alla guida del governo e un premio andrà alla coalizione che supera il 42%. Per Molinari, la sera del voto, gli italiani devono sapere chi governerà, riducendo inciuci e ribaltoni. Non è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e le prerogative del Capo dello Stato restano intatte. Restano aperti il nodo delle preferenze e quello della soglia del premio. L'obiettivo è restituire peso alla scelta degli elettori. Salvini apre altri cantieri. Porti e ferrovie per la Puglia. Salvini porta in Puglia i numeri del governo, opere aperte per 12 miliardi di euro e altri 20 miliardi di progetti in preparazione. Quasi 1 miliardo è destinato agli scali pugliesi. A Bari propone di coordinare le 6 autorità portuali adriatiche, salvandone autonomia e vocazioni. Il sindaco Vito Leccese lo ha ringraziato per gli investimenti su trasporti, ferrovie e rigenerazione urbana. Sul Frecciarossa Taranto-Roma, Salvini ribadisce che il servizio aggiuntivo deve essere cofinanziato dalla Regione. Lo Stato investe, ma i territori devono fare la propria parte. Trump, elezioni americane vulnerabili. Voto sicuro, documenti pubblici. Una verità shock. Donald Trump apre gli archivi sulla sicurezza delle elezioni americane. La Casa Bianca ha pubblicato documenti su vulnerabilità dei sistemi elettronici, dati degli elettori acquisiti dalla Cina, registrazioni sospette in Michigan e possibile presenza di non cittadini nelle liste. Trump denuncia informazioni nascoste e chiede nuove indagini. Rilancia il Save America Act con documento d'identità e prova della cittadinanza per votare alle elezioni federali. Per i conservatori, i controlli proteggono la democrazia.
Le carte però non dimostrano che Pechino abbia alterato il risultato del 2020. Le accuse restano da verificare. Europa, freno all'ETS. Industria e lavoro prima dei dogmi. Bruxelles prova a correggere la rotta sul mercato europeo delle emissioni. L'ETS obbliga industrie, centrali, compagnie aeree e operatori marittimi ad acquistare quote per la CO2 prodotta. Nato per ridurre le emissioni, pesa su fabbriche e occupazione. La Commissione valuta di rallentare la riduzione delle quote, prolungare i permessi gratuiti e sostenere gli investimenti tecnologici. Italia e altri 9 paesi chiedono di evitare la fuga delle imprese verso concorrenti con regole più deboli. Non è un'abolizione dell'ETS, ma difendere l'ambiente non può significare chiudere fabbriche, perdere lavoro e importare gli stessi prodotti. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Mario Roggero. I fatti che lo Stato ignora. Si ripari una sentenza di ingiustizia. Nessuno vuole trasformare Mario Roggero in un giustiziere. Dopo la rapina uscì dal negozio, inseguì i banditi e sparò mentre fuggivano. Ma, scrive Sibilla Shorpes sul sussidiario.net, la legge non è una formula astratta. Vive dentro paure, traumi e responsabilità concrete. Roggero aveva già subito altre rapine e la sua attività era da anni sotto la pressione della criminalità. Lo Stato, incapace di garantirgli sicurezza prima, si è mostrato inflessibile dopo. Alla condanna di 14 anni e 9 mesi si aggiungono i risarcimenti, 300.000 euro versati e altri 480.000 dovuti. Mandare in carcere a 72 anni un commerciante incensurato rischia di trasformare la condanna in un fine pena mai. Salvini ricorda che non è un criminale abituale. La Lega chiede la grazia e sostiene la famiglia. La decisione appartiene al Presidente della Repubblica. La grazia non assolve Roggero e non cancella la sentenza, ma può correggere un esito legalmente prodotto e ormai umanamente insostenibile. Energia, Europa a rischio. Descalzi in Parlamento smonta le illusioni. Il carburante continua ad arrivare. Tutto normale? No. Paolo Annoni, sul sussidiario.net, riprende l'allarme lanciato alla Camera dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Sotto l'apparente calma dei mercati si starebbe accumulando una crisi peggiore di quella del 2022. Secondo Descalzi, il blocco dello stretto di Hormuz avrebbe sottratto il 10% del gas mondiale e 15 milioni di barili al giorno. I prezzi reggono grazie alle riserve, mentre Russia e Medio Oriente non garantiscono più la sicurezza energetica su cui l'Europa aveva costruito il proprio modello industriale. Bruxelles ha frenato chimica e raffinazione e programmato l'uscita dal gas russo senza alternative stabili. Le raffinerie chiuse hanno lasciato il continente scoperto, soprattutto su diesel e carburante per gli aerei. Il problema non è la transizione energetica, ma chiudere oggi ciò che serve, sperando che domani qualcosa lo sostituisca. Nuovi costi, ETS sulle fabbriche, sposterebbero industria e lavoro verso Cina e Stati Uniti. Washington difende rotte e capacità produttiva, mentre l'Europa discute vincoli. La Spagna, con condizioni energetiche diverse, non è un modello replicabile. Quella di Descalzi, conclude Annoni, è stata un bagno di realismo. E si conclude così l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per una nuova edizione. Avete ascoltato il notiziario